un libro che usiamo per i nostri studenti, quindi insomma non è per niente originale, però rimane sempre una possibilità efficace di rappresentare la stratigrafia relativa a concetti importanti. Voi direte il GECO è un concetto importante, come? Cioè, c'è una crisi di governo, l'Italia ha lo spread, voi fate venire da Mistretta per parlare del GECO o da Custonaci. Sì, è importante il GECO, è importante, ma non solo linguisticamente, anche per gli scienziati, per gli zoologi, è importante, proprio perché è un animaletto e non è che si trova dappertutto. Ma per noi è importante perché, insomma, sono individuabili. No, ma questo qui non c'entra con gli strati, no, abbiamo preso un'altra. E questo il. Ma comunque, già che parlavo del GECO, ora ci ritorniamo un attimo. Gli strati si vedono meglio su questo schema, perché abbiamo il nome dei gemelli, altro concetto importantissimo nella storia dell'umanità, che ha in Sicilia uno strato antico, che è dato dalle forme greche e latine, uno strato medievale che è dato da forme francesi o italiane settentrionali, e uno strato moderno che è dato proprio dal toscano e quindi dall'italiano. È la forma italiana. Questo è un caso. Se torniamo al GECO di prima, il problema qui non è di strati, perché tutte queste forme che vedete sotto seppellire o sotto geco o sotto coniglietto appena nato rappresentano la grande varietà di forme di una stessa parola, cioè parole che provengono che hanno la stessa origine, che nel territorio si presentano in forme diverse, qualche volta irriconoscibili. Come vedete, per esempio, da Salamira a Zazzamita c'è una grandissima differenza formale, ma nella sostanza la parola è la stessa ed è una parola di origine greco-bizantina, quindi una parola penetrata in Sicilia, ma non in tutta la Sicilia, nell'Alto Medioevo, subito dopo la crisi dell'impero romano. E anche il coniglietto, è la stessa parola in località e in varietà dialettali diverse. Bene. Se passiamo, facciamo un altro salto, ma questa la saltiamo. Ecco, vediamo attraverso questa carta. Queste carte linguistiche, io ci sono molto affezionato perché sono delle carte linguistiche che io realizzai nei primi anni 80. Poi quando si è laureata? 82. Ecco, nel periodo della professoressa Marchese, che ha fatto una bellissima tesi su Pollina, sulla parlata di Pollina. E in quel periodo realizzai queste cartine che non sono fatte materialmente da me, io ho fatto le bozze e poi un bravo disegnatore me le ha realizzate, che sono dei veri capolavori di cartografia linguistica. Per me almeno, io ci sono molto affezionato e le ripropongo ogni volta che può essere utile. Per esempio l'altra volta siamo stati in Argentina con la professoressa Castillo e la professoressa D'Agostino.